come diceva il signor Ivano, effettivamente adesso c'è questa grande confusione, per cui prima che non saranno stabilite determinate certezze, è ovvio che la gente fa fatica a muoversi finché non sa bene quello che deve fare e come deve farlo. E tra l'altro noi qui abbiamo fatto una riunione proprio ieri con il nostro responsabile della sicurezza e il medico del lavoro, e per cercare di semplificare al massimo l'entrata dei clienti, pur ovviamente attenendoci alle normative attuali, sperando che nel frattempo appunto i legislatori capiscano che c'è qualche gap effettivamente in quello che finora è stato deciso, perché una persona non può avere la possibilità di entrare in un hotel, non gli viene richiesto il Green Pass, però se deve entrare nel ristorante dell'hotel glielo devono chiedere. Beh, bisogna un po' capirsi. Noi abbiamo fatto, noi che lavoriamo nel business travel, perché abbiamo sia a Padova sia a Milano, abbiamo le sedi del business travel per le aziende, avevamo trovato questa soluzione che era quella proprio di utilizzare l'hotel con il ristorante proprio per questo motivo. Sì, ma fino a prima si poteva anche, questa qui era la possibilità che veniva data addirittura anche all'ultimo dell'anno, c'era la possibilità, se qualcuno voleva, che ne so, stare in compagnia, eccetera, veniva in hotel e gli si doveva portare su la cena. Cioè, purtroppo è un'evoluzione continua. Tra l'altro un'altra cosa che magari adesso non so se importa, però noi abbiamo alcuni clienti che delle volte si lamentano perché dicono ma voi non fate una colazione da Sheraton. In realtà mi tocca sempre dire guardate, non possiamo fare la colazione come eravate abituati prima del Covid, ci sono delle normative per cui c'è il buffet limitato, sono solo delle monoporzioni, oppure ci sono dei prodotti che vengono serviti. Purtroppo c'è anche una rete di comunicazione che è veramente molto pesante, e noi a nostra volta dobbiamo, secondo me, chiarire il più possibile anche le idee, anche perché sennò tante volte dopo il risultato è che chi magari pensa che dobbiamo fare una cosa e quando invece non è così, dopo arrivano anche feedback negativi e quindi fanno sempre male. Per cui la comunicazione è importantissima. Se n'è troppa, bisogna che cerchiamo di semplificare ed essere chiari il più possibile con i nostri clienti. Però non è solo la chiarezza sua, mia, e la chiarezza purtroppo è normativa. Se la chiarezza non è normativa, allora è un problema, perché in questi giorni noi abbiamo migliaia di persone che ci stanno telefonando, che sono in giro per l'Italia, proprio per questo motivo. Ma io sono andato via a fare una vacanza perché pensavo, adesso mi trovo che non ho il pass, oppure ce l'hanno a metà, oppure addirittura qualcuno per vari motivi non ha proprio niente perché è negazionista, per cui cioè noi stiamo trovando delle difficoltà che sono e nessuno sa rispondere, e questo è peggio, perché lei faccia qualsiasi, e noi diciamo anche come FTO, Federazione del Turismo, che è in Confcommercio, abbiamo fatto proprio degli esposti anche al MIBACT, non riusciamo a venirne fuori. Perché? Perché non è chiaro il concetto proprio del pass, cioè del Green Pass, cioè non è... Secondo me c'è stata talmente una serie di azioni molto importanti da fare anche a livello governativo, perché è stato ieri sera che sono riusciti a mettersi d'accordo sulla riforma che riguarda i tribunali e quant'altro. Secondo me questo Green Pass, che è arrivato un po' prima, è andato un po' più in cavalleria, per cui ci sono effettivamente dei gap che vanno risanati. Non è per carità che voglio dire che sono tutti bravissimi, però ammetto che in una sequenza così importante di decisioni molto ravvicinate da prendere, sicuramente qualcosa in questo Green Pass non è uscito bene, e speriamo che si riassestino, perché
effettivamente tutti noi nel nostro settore poi ne soffriamo e nell'immediato, subito. Sì, anche perché c'è il rischio per gli italiani che, siccome la Grecia, la Spagna, la Croazia hanno dichiarato che loro il Green Pass non ha questa tipologia fatta come noi italiani, attenzione che l'anno prossimo potrebbe essere che gli italiani vadano tutti all'estero, perché lì non c'è questa applicazione e c'è il rischio. Noi sappiamo come ragionano gli italiani, cioè adesso tutti di qua, però domani tutti di là, ecco, perché adesso è chiaro, io mando qualcuno all'estero e deve fare la quarantena al suo rientro, deve fare un tampone 72 ore prima nell'andata, nel ritorno, eccetera. Però, per esempio, oggi è arrivata una normativa da Dubai che se tu fai Covid free, praticamente c'è il volo Emirates e tu vai e sei vaccinato, non hai più da fare i 5 giorni, ma è praticamente è solo consigliato. Per cui questo ti fa capire che bisogna che noi ci allineiamo a questa cosa, perché sennò resteremo bloccati. Tra virgolette, la Federalberghi ha detto che era stato fatto un passo avanti perché così gli italiani stessero in Italia, ma attenzione che questa Green Pass proprio per gli hotel e per i ristoranti interni agli hotel non è proprio una gestione. Sì, evidentemente è un gap, speriamo che lo risistemino, anche perché specialmente anche i ristoratori hanno fatto veramente di tutto per allinearsi a distanziamenti e quant'altro, adesso si trovano di nuovo ad essere estromessi, insomma non è una cosa corretta, secondo me voglio sperare che lo rivedano.